Non possiamo perdere un pezzo così importante della storia del Veneto. Palazzo Thiene, con le sue opere, deve diventare museo nazionale con sede proprio a Vicenza. Dal momento in cui sono svaniti nel nulla i risparmi degli azionisti di BPV e ancora nessuno sta pagando con il carcere, questo danno gravissimo diventa ancora più inaudito accettare in silenzio che la storia del Veneto, con le opere d'arte di Palazzo Thiene, passino alla bad bank e che possano dunque, in un futuro prossimo, allontanarsi per sempre dalla nostra regione. Così tuona il deputato del Movimento 5 Stelle Federico D'Inca, che interviene sulla nostra proposta riguardante il gioiello appartenuto a BPV e passato ora nelle mani di Intesa. Vogliamo che torni a tutti i cittadini, a tutti i veneti, vogliamo che torni pubblico. Noi di Rete Veneta siamo in prima linea in questa partita. Il parlamentare ha depositato un'interrogazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Palazzo Thiene è un importante centro museale ed ospita al suo interno mostre e attività culturali di assoluta importanza per la città di Vicenza e per tutta la regione Veneto. Ed è per questo che è fondamentale un intervento urgente dello Stato affinché questo bene torni alla comunità vicentina e sia fruibile a tutti i cittadini italiani, trasformando l'edificio e le sue opere in un museo pubblico statale. Non si può accettare, conclude il deputato del Movimento 5 Stelle, che Palazzo Thiene, centro di interesse sottoposto alle tutele e ai vincoli derivanti dalla sua condizione di bene patrimonio UNESCO e di palazzo storico, possa essere chiuso. È fondamentale un intervento urgente dello Stato affinché questo bene torni a tutta la comunità e sia fruibile da subito a tutti i cittadini.